Benvenuti, buon fine settimana, rientriamo all'interno del nostro programma. Il punto, oggi parleremo, ovviamente come sempre apriremo una finestra sulla politica delle amministrative, le elezioni regionali, però in anteprima questa è una settimana bella perché ha vinto il David di Donatello con il suo film Gioia Mia, noi ce l'abbiamo qui, non so dove sia, in Italia, però adesso ce lo dirà lei. Rory Quattrocchi, Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista al David di Donatello. Ciao Rory! Ciao! Ciao! La felicità è ancora viva, no? Non si è spenta. Ora comincia a spegnersi che un pochettino c'ho le palle belle gonfie. Dai! Allora, gioia mia! Dai. Gioia mia, gioia mia! Gioia mia, che per piccina che tu sia. Io sono in un paese bellissimo che si chiama Castel del Piano, sul Monte Amiata. Bellissimo. Allora, un bravissimo Bellissimo. Anche alla regista, no? Margherita Spampinato, che è palermitana. Figurati. Grazie a lei che sto in questa bella storia, dai. Allora, senti Rory, ti faccio vedere un attimo, perché io ancora la vedo, la rivedo e mi commuovo io. Quindi pensa tu, vediamola questa nomination, questa premiazione. No, non me la fai vedere che io non mi sono tanto compiaciuta. Miglior attrice. Vabbè, comunque siamo vivi la vita. 2026, Davide di Donatello, Aurora Quattrocchi. Che meraviglia. E poi senti, ma che hai pensato? Io non ci credevi, dice, ma che hanno fatto? Gesticolavi. Io non pensavo proprio niente, io non avevo più cervello. Al posto del cervello c'era un signor Spanò, capisci? Senti, Rory, poi... Spanata. Senti, là si preparano tutti, dei discorsi bellissimi, ringraziamenti a tutti, tu sei andato a braccio. Ma io infatti ora ho capito che bene o male la gente forse in questo piattume di vita a cui ci hanno relegato, forse si contentano pure di una vecchiarella come me che gli dice quattro stronzate, per essere contenti e felici, perché siamo in un momento proprio di piatto totale. Senti, tu hai detto là in quel palco bellissimo, aspetta, mettiti al centro, non ti vediamo più, ti vediamo solo la bocca. Ecco qua, perfetto. Ecco qua, perfetto, così ti vediamo. Allora, tu hai detto una cosa rivoluzionaria, per questo io ti ho voluto qui, perché tu hai detto una cosa bellissima in un mondo in cui, in un cinema in cui ormai vanno le piattaforme, il cinema on demand, anche le major aprono i canali televisivi, tu hai detto riaprite le sale cinematografiche, quelle grandi, dove si vedono bene i film, dove si... Non capisco. Ma io non capisco perché lo devo dire, perché le hanno chiuse! Che abbiamo tutti i migliori cinema di Palermo e anche di tutta l'Italia, tutte chiuse, ma perché? 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 Secondo te perché? Non lo so, che poi non l'ho capito neanche il suo fatto di fare piccioli, perché i piccioli si fanno pure di sale belle grandi. Abbiamo i migliori cinema di Palermo, tutti chiusi da 40-50 anni, vaffanculo, non fanno niente. E poi parlano di fondi, contrafondi, amministrazione, cazzi e mazzi, ma i cinema non ci sono più. Oh. Senti, ma questo cinema, il mondo del cinema non è un mondo, insomma, trasparente, no? Ce ne siamo accorti anche in questi anni, insomma, succedono delle cose tipo quelle che succedono nella politica, no? Ma tu vuoi pescare nel torbido, ma che con me? Ma ti mi sei pazzo, ricatino. Io non le faccio di questi discorsi inutili, dai. Tanto quello che stiamo vivendo lo sappiamo tutti. Ma scusa, ma se non le fai tu le polemiche, chi le deve fare? No, io polemiche non le faccio, io faccio luce. Senti, allora torniamo un attimo a Gioia Mia, perché questo è bello, questo rapporto, no, tra le anziane... Giorori, non fare gesti. Allora, bello questo rapporto, no? Tra l'anziano e il bambino, tra insomma queste due... Si dice vecchio, se no veramente quando vengo a Catania ti faccio boffe. Senti, perché questa è la più grande offesa, non potete dire più la parola vecchio, ed è come tutto il resto che ci stanno incanalando, hai capito? Quindi è un rapporto tra una vecchia e un ragazzino, è buono così. È buono così. Allora facciamo così, come sono i ragazzini di oggi? Tu che li hai visti tutti, com'era per esempio? Non li ho visti tutti. No, però dico, com'era rispetto per esempio a tuo figlio? Tu c'è un figlio che ora è grande, Attilio, che salutiamo. Come sono i bambini? Ogni gioventù si inventa la sua vita, non c'è nessun problema. Mio figlio aveva i suoi sballi, questi c'hanno i loro, io ho avuto i miei, perché noi come eravamo, gioventù bruciata, capelloni, per tutti quelli che venivano dalla fine dell'Ottocento, come eravamo noi? Senti, ma lo sai che cosa dicono oggi? Che il problema dei ragazzini di oggi sono i genitori.
Non lo so, può essere. Si deve fare un'indagine di mercato. Mi sacci tu. Senti, allora andiamo a Palermo. Tu sei palermitana, bella, si sa come si dice, vera, palermitana vera. Tu l'hai vista questa Palermo? Anche se non ci nacqui, io non nacqui a Palermo, esatto. lo so. Però ci vissi. Tu sei nata in Istria, no? Sei nata in Istria, no? Sì. Un altro posto tranquillo. Vabbè, non lo so, io ero piccola quando me ne andai, dai. Comunque Palermo in questo momento è una fogna, va bene così. Ma come una fogna? È bella Palermo, perché è una fogna? Era bella, l'hanno ridotta una fogna e ancora di più stanno rompendo le palle, è terrificante, dai. Perché che fanno? Che è successo? Non te lo dico, ti basta questo. Dai, dimmelo. Tu dovresti prendere in castagna, ma io in Ma castagna... quale le castagne me le mangio, quando mai? E io pure me le mangio. Comunque ti basta sapere che è diventata una foglia, questo è. Beh, però cerchiamo di aiutare chi dovrebbe sistemarla, no? Da dove partire? Aspettiamo chi dovrebbe sistemare, aspettiamo. Ma dai, diglielo una cosa, no? Che ne so, sindaco, devi cominciare a sistemare cosa? Tutto, i marciapiedi rotti, tutta Palermo che c'è veramente buchi che non finiscono più e stanno rompendo i marciapiedi dalla via Libertà che erano belle sane per farle delle nuove. Ti piace questo? E i vecchi I neri schifosi posizionati nel giardino del Teatro Massimo come che ne so che è una cosa artistica, una porcheria che non si può dire, che per deturpare pure quel poco che resta del teatro. Oh, non ho capito, ma che? Senti, Roni, tu lo sai che noi qua parliamo alla politica, parliamo con i politici, parliamo con il presidente della regione, i ministri, eccetera. Allora, ma mettiti al mio posto. Parlateci voi, abbassate il tempo. Io no. Tu non ci vuoi parlare? No, non ci voglio parlare. Ma scusa, ma una con la tua grande esperienza come te, che hai girato tutta l'Italia, che conosce un sacco di gente. Senti, mi vuoi parlare del film e del cinema invece di continuare a cercare di farmi dire cose inutili, dai. Tanto oggi tutto quello che rappresenta, tutto quello che hai detto tu, politica, ministri, rappresentanti, non serve a niente, punto, basta. Senti, un'altra cosa, prima di parlare del film, un'altra cosa da cinema secondo me. Che sta succedendo a Mondello? Che sta succedendo a Mondello? Prima c'era l'Idi, la spiaggia controllata, adesso la spiaggia libera. Vabbè, lo so, hanno fatto un po', io non lo so bene, comunque hanno fatto un po' di polemica, l'ho sentito con l'Italo Belga, queste cose qua. Ma tu ci vai a Mondello? Ci sei andato a Mondello? Certo che ci vado. È bello, comunque no? Rimarrà tutto tale e quale, come tutte cose, semmai un poco peggio, dai. Allora, parliamo di questo film, dai, dove ce lo vediamo questo film? Al cinema? Adesso non so se lo rifanno. Ma come no, fai un appello a tutti, dice rimettetela al cinema, avevi fatto un appello là sopra, sul palco del David di Donatello. Non c'è bisogno di fare appelli, il film l'hanno visto Cani e Porci, lo continueranno a vederlo, l'hanno tenuto tanto nelle sale, dai. Senti Roni, ti faccio una domanda all'attrice adesso, tu hai fatto un sacco di film, però diciamo non hai cominciato giovanissima, no? Cioè, l'ho fatto? Dico, hai fatto un sacco di film, un sacco di teatro, eccetera, però non hai cominciato giovanissima, no? Come mai? Teatro sì che ho cominciato giovane, il cinema no, perché manco mi bastava per l'anticamera. Comunque poi è successo, avevo già 45-46 anni. Meglio per sempre. È un altro film insomma, che ha segnato un'epoca, generazioni sane. Senti Rory, io però voglio parlare di cinema con te, perché vedi, sai cos'è? Che noi ci riempiamo sempre la bocca di cultura, bellezza, cinema, eccetera, però non riusciamo mai a trasformarla, queste parole, in fatti concreti. Io credo che un bel film come quello che hai fatto tu, come Gioia Mia, e come tanti altri film che hai fatto, che a volte, voglio dire, sembrano anche come dire, non di quelli, di cui si riempiono la bocca la cultura dei salotti, però sono testimonianze di vita vissuta, di società, di realtà, no? Vabbè, Qua stiamo vedendo il trailer, guarda qua, guarda che bello. Lo stai vedendo anche tu, il trailer del film, guarda. Ma di quale film? Questa è Gioia Mia, di quale film? Stiamo parlando di Gioia Mia. Di Gioia Mia. Siccome hai fatto tutto uno sproloquio non capivo dove stare andando a parare. Che ne so. Sto andando qui. Dai, spicciamoci che io qua ho un po' di Rory, tu mi fai impazzire però stamattina. Cioè tu oggi mi stai facendo... Perché sei troppo... Io ti voglio dire una cosa sola, che va bene così, sono contentissima, sono grata e devota, appena vengo a Catania ti vengo ad abbracciare.
Però se la chiudiamo qua mi fa pure piacere. No, ma come la chiudiamo qua? Sei bellissimo. La gente ti ama, Rory, la gente ti ama. Una vecchia come te, come dici tu, una vecchia. Finalmente. Amore. E allora? E tu che Sentiti messa qui con le mani in alto che non la posso più vedere messa così, è in croce, non la puoi più vedere, va bene, dai, allora Rory, dai un messaggio a tutti quelli che ti vogliono bene, sai, come hai fatto su quel palco, a tuo figlio, a tutti quelli che hanno lavorato con te, insomma, veramente è stato straordinario. Guarda, dire che mi sono contenta di tutto quello l'affetto che mi hanno dimostrato, anche se appunto ripeto, per avere così grande consenso significa che in questo momento rimuovete totale di tutto, una vecchierella come me che dice 4 stronzate e fa 2 voci ottiene questo scalpore, perché vuol dire che abbiamo bisogno di qualche cosa che faccia un po' scruscio, eccezione a queste regole, non se ne può più. Allora, hai visto che l'hai detto qualche cosa alla fine? L'ho detto. Senti, fammi quel meraviglioso prima. Quello tuo. Ti posso salutare? Sì, mi devi dire meraviglioso come lo dici tu però. E che ne so come l'ho detto? Gridando! Ma come? Gridando, come l'hai detto sul palco di... No, che gridando? Ma finisce, ti pare che io sono... metti il gettone e ti faccio... No, che metti il gettone? Che sei? Jukebox? Meraviglioso, te lo dico così. Ciao, grazie. caro, io me ne sto io. Ciao. Ciao Rory, un bacione grande! Ciao! Eccezionale Rory Quattrocchi, complimenti, guarda che bella guarda che bella, eccezionale Rory Quattrocchi, David migliore attrice protagonista per il film Gioia Mia, andatela a vedere, se non lo rimettono al cinema andatela a vedere sulle piattaforme. Noi chiudiamo questa parentesi straordinaria, meravigliosa come dice lei con Rory Quattrocchi, mandiamo la sigla, poi inizia una puntata scoppiettante con Cateno De Luca, Dino Gianrusso, Valeria Sudano, Giuseppe Lombardo, Davide Farone, insomma ci sono tutti, Nuccio Di Paola, per parlare di amministrative, l'abbiamo intitolato così, con vista sulle regionali 2027. Ci siamo quasi, per i tempi della politica siamo già molto stretti. Dopo la sigla. Ancora buon pomeriggio, abbiamo riacquistato la conformazione, la posizione classica del nostro dibattito perché oggi, lo abbiamo detto in anteprima, vogliamo aprire una finestra sulle amministrative che si voteranno a fine mese, che vedranno un po' di comuni impegnati al voto, qualcuno più grande, ci sono 3 capoluoghi di provincia però, Messina è certamente la partita più interessante, la partita più importante nella quale si giocano tanti equilibri anche in vista della prospettiva regionale. E poi ci sono altri 2 capoluoghi, Enna e Agrigento, anche lì partite interessanti anche per la presenza di alcuni personaggi. Enna c'è Mirello Crisafulli, ad Agrigento una partita un po' più complicata, uscita Agrigento dalla questione capitale della cultura, devo dire non è stato fatto un figurone. Ne dibatteremo oggi, ne parleremo oggi con i nostri ospiti in studio, Valeria Sudano, parlamentare della Lega, benvenuta onorevole Sudano. Grazie, buonasera. Giuseppe Lombardo, deputato regionale del Movimento per l'Autonomia, benvenuto Lombardo. Grazie, buonasera. Il nostro Antonio Condorelli, alla mia sinistra Dino Gianrusso, che non si è capito, io lo invito Dino Gianrusso perché insomma fa l'opinionista, ti si alzano gli ascolti. Adesso poi però devi spiegare che fai, perché, no, a me, perché ai telespettatori. Collegato Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, bentornato Cateno. Ecco, dov'è? Subito, voglio sapere dov'è Cateno De Luca. Sono ad Ispica, io ormai sono l'uomo facsimile, guardate qua. Ecco qua, i miei sindaci qua sono col PD, qua abbiamo una sfida Sud Chiama Nord, PD contro tutto il resto del mondo, con Paolo Monaca che sarà il sindaco di Ispica, quindi Cateno, un inguaribile ottimista, Saluto il coordinatore del Movimento 5 Stelle, coordinatore regionale Nuccio Di Paola, lo abbiamo bloccato mentre sta andando a Cinisi per ricordare Peppino Impastato. Bentornato Di Paola. Allora abbiamo tutti... Buon pomeriggio a tutti. Allora abbiamo
nel frattempo, poi mi sono dimenticato di dire, nel frattempo alla Regione c'è stato un rimpastino, un mini rimpasto per coprire quelle caselle delle quali si discuteva da tempo. Ci sono 3 nuovi assessori, anche questo contribuirà al bilancio di questa fine legislatura, ormai possiamo dirlo. Allora Antonio, partiamo da te, facciamo un po' il punto. Partite interessanti in tanti comuni, l'abbiamo detto. Tante Questa partite. della Regione, insomma, però io partirei da questo per inquadrare un po' su che rimpasto, questo rimpastino che c'è stato è un elemento sicuramente importante, dove Renato Schifani fa comunque uno scacco anche agli alleati, perché nomina Marcello Caruso. E qui la domanda prima che potremmo fare, per esempio, al Movimento per l'Autonomia, che ha battuto a lungo sulla sanità, chiedendo che la sanità fosse all'altezza delle aspettative, e quindi nomina di Marcello Caruso comincia a sistemare qualcosa nell'ambito della sanità. Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Ci vediamo questo servizio che riepiloga tutto di Simona Mazzone, che racconta un po' queste giornate convulse, intense, lunghissime, poi, perché per questo rimpasto si è aspettato mesi, doveva essere concluso a fine marzo e in realtà poi siamo arrivati praticamente ai primi giorni di maggio. Quindi vediamo questo servizio e poi ne discutiamo tutti insieme. Lo giuro. Tra gli applausi e qualche malcontento hanno giurato i 3 neoassessori regionali nominati da Schifani. Torna in giunta Nuccia Albano, che guiderà l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uscita a novembre dell'anno scorso con la DC in piena bufera giudiziaria. Dobbiamo darci una smossa tutti in quell'assessorato per poter recuperare questi 6 mesi, non dico di stallo, perché sicuramente i dipendenti, i funzionari avranno lavorato, però logicamente non avevano una guida politica. Entra in giunta anche Marcello Caruso, ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Va a guidare al posto dell'uscente Daniela Faraoni l'assessorato alla sanità, la cui gestione è sicuramente tra le più complesse. Io credo che la sanità sia essenziale soprattutto nella determinazione della qualità della vita dei cittadini, e credo che a questo dovremo rispondere, e questo sarà sicuramente l'impegno che non farò mai venir meno. Elisa Ingala si occuperà invece di funzione pubblica e autonomie locali, assessorato del quale aveva delega lo stesso Schifani. Spero proprio di poter intanto dare un volano anche per l'occupazione. C'è il problema della stabilizzazione dei precari, quindi sicuramente questo sarà uno dei primi problemi da dover affrontare. Abbiamo anche questo disegno legge sulla dirigenza. Le reazioni da parte dell'opposizione si sono subito fatte sentire, e nonostante i duri attacchi di Controcorrente, PD e Movimento 5 Stelle, per dirne alcuni, Schifani è andato avanti. Alcuni si aspettavano nomi diversi, d'impatto, con un'esperienza conforme all'incarico. Qualcun altro è trasalito. Marcello Caruso è frutto di un ripiegamento rispetto al fatto che qualche giorno fa, siccome era segretario regionale di Forza Italia, lo hanno silurato, hanno messo un altro al suo posto e per ripagarlo del ruolo che gli hanno tolto, gli hanno affidato, aprite le orecchie, l'assessorato alla sanità. Non si è mai occupato una sola volta di sanità. È un po' un messaggio che passa devastante, che per occuparsi di sanità non serve il merito, non serve la competenza. Va bene anche che ti sia occupato un po' di agricoltura. Intanto resta aperto il caso Elvira Amata, per la quale da più fronti è stato chiesto a Schifani di sostituirla, e su cui ancora i meloniani, che non hanno respinto la proposta, stanno ragionando. Si potrebbe riaprire dunque un rimpasto appena chiuso. Mentre si punta il dito soprattutto per il rientro della DC in giunta, il governo regionale oggi è un campo di battaglia minato. Da un lato le opposizioni che criticano le scelte politiche del presidente, dall'altro, appunto, Totò Cuffaro che con la sua DC esce dalla porta e entra dal portone. Perché? Continua davvero a esercitare un'influenza magnetica sulla politica siciliana? In questo servizio Simona Mazzone ha messo dentro un sacco di spunti, no? Allora partiamo però da chi è contento e chi non è contento. La Lega non dovrebbe aver fatto gioco, almeno sulla carta, però poi anche tra gli equilibri, le simpatie, le antipatie, insomma, no, onorevole Sudà. Noi siamo sicuramente soddisfatti del fatto che si è concluso il rimpasto, perché comunque per quanto ci riguarda si è aspettato fin troppo.
abbiamo sempre ritenuto che comunque si doveva fare presto, non abbiamo mai pensato di cambiare le nostre caselle, valutiamo il governo soprattutto su quello che fanno gli assessori della Lega e ne siamo soddisfatti, ovviamente siamo soddisfatti del lavoro che fa l'intero governo e soprattutto il Presidente Schifani, quindi che ben venga che si possa ora lavorare con più efficienza. E questa è la posizione della Lega, soddisfatto certamente l'MPA che guadagna un posto in giunta. Certamente siamo soddisfatti anche perché esprimiamo e abbiamo proposto appunto al Presidente della Regione una figura di alto profilo qual è l'assessore Ingala. Lei è una professionista di alto livello del comune di Caltanissetta che vanta un'esperienza non indifferente anche nell'ambito della pubblica amministrazione in ordine appunto alla professione che esercita. Siamo contenti anche di consentire ad una provincia nella quale l'MPA non esprime il deputato, l'MPA Granticino non esprime il deputato, di avere appunto una rappresentanza adeguata e altamente appunto rappresentativa. Diciamo anche un po' strategica questa scelta. Certamente quelli che hanno avuto tanto da dire sono l'opposizione. Cateno De Luca, come è andato sto rimpasto? Ma sembra un ruttino. Onestamente io non voglio entrare nel merito delle persone perché ovviamente a differenza di altri eviterei di parlare di merito, competenza, anche perché chi parla di questo dovrebbe prima dimostrarne se ne ha, ma pongo il tema di carattere politico in generale ed è ovvio che quando a novembre è stato buttato fuori la Democrazia Cristiana senza alcun motivo e sono stati gli appestati per 5 mesi, sono stato l'unico non a difendere la Democrazia Cristiana, ad attaccare il metodo, perché gli ha sparato un colpo di lupara politica a 2 soggetti che non erano neanche attinti da alcun provvedimento giudiziario, ovviamente non ponendosi il tema dell'altro aspetto, perché guardate, se io mi do come parametro quelli che sono profili dettati dall'agenda della magistratura, lo devo fare sempre, se no sono un garantista e aspetto i 2 livelli più la Cassazione, come è finito d'altronde anche con Simona Vicari, e basta. Ma non è che da un lato butto fuori persone che non hanno alcun procedimento, almeno in quel momento, ne lascio altri che hanno dei procedimenti, dopodiché a distanza di 5-6 mesi prendo, come sto gettando, scusatemi anche il termine, un osso ai cani, vediamo chi ha bocca. Ma obiettivamente, ma dove siamo arrivati? Quindi mi mortifico, non tanto per il popolo della Democrazia Cristiana, tutti gli amministratori che probabilmente tutto questo cinema e varietà non lo comprendono e non lo capiscono. E poi dico anche per la collega Albana, ma nel momento in cui sei stata buttata fuori ingiustamente, oggi riaccetti l'incarico, poi sapete bene che quella casella a quest'ora ci poteva essere Bondanino lo giudice, che ci pensava i soldi, si è comprato 2 vestiti, glielo ho dovuto pagare io perché era pronto già a entrare in giunta, che già sognava anche la macchina con lampeggiante. Signori, ma di che stiamo parlando? È incommentabile la questione, è un ruttino, punto. Quello che ha fatto un po', diciamo così, saltare anche, come dire, le polemiche è stata la nomina di Caruso, no? Lo dico anche a Nuccio Di Paola. Ed era l'argomento di cui parlavamo prima, cioè, e c'erano delle condizioni poste dall'MPA. Va bene Caruso per l'MPA? È all'altezza delle aspettative? L'MPA ha posto delle questioni nel merito, non tanto sulle persone che hanno ricoperto quel ruolo. Si sono succeduti oggi con Caruso 3 personalità importanti, dalla Volo alla Faroni, oggi a Caruso. Noi abbiamo posto delle questioni nel merito. Scusi Lombardo, la interrompo perché la sanità certamente, contro ogni smentita, è l'anello debole di, esatto. di questa legislatura, di questo governo. Sono state troppe. Noi abbiamo posto delle questioni sul tavolo, no? Di merito, non di potere o di lotta o di casello o di altro. Ci auguriamo appunto che con quello che è accaduto, molte di quelle questioni, come dire, hanno avuto anche degli sviluppi su altri fronti che non è qui opportuno commentare perché aspettiamo poi altri esiti. Vediamo appunto, ora mettiamo alla prova Caruso, che è una personalità secondo me di livello adeguata anche al ruolo che da qualche giorno a questa parte deve fronteggiare, quindi vedremo vedremo la prova dei fatti e valuteremo rispetto anche alle questioni che abbiamo posto. Poi per carità ci sono temi che atavici sulla sanità, dalle liste d'attesa
al problema della carenza dei medici, siamo intervenuti più volte anche in Parlamento. I risultati ovviamente non possono essere immediati, però siamo in attesa. Però stiamo parlando di un... Noi abbiamo titolato, scusate, 3 nuovi assessori per arrivare al 2027, credo che sia allora, poi la lettura. Mi sembrano dei puntelli, cioè questo, lo dico con rispetto, perché io peraltro dico sempre, chi vince le elezioni ha il diritto e il dovere di governare, quindi non è che bisogna, come dire, porre una questione di legittimità, porre una questione nel merito però. A me sembra che questo rimpasto non sia altro che un cercare di accontentare un po' tutti all'interno di un centrodestra che ha stravinto le scorse elezioni, anche perché Schifani aveva 3 competitor separati e quindi diciamo, partiva in una posizione di vantaggio oggettivo, oltre al fatto che il centrodestra in Sicilia è sempre stato forte, poi ha attraversato varie tempeste. No? Qui a Catania ricordiamo la situazione di Maglio Messina, le litigi interni a Fratelli d'Italia, i litigi che ha ricordato Ismaele Lavardera interni a Forza Italia, dove Nino Minardo, persona assolutamente autorevole per carità, viene nominato commissario e allora si trova una poltrona a Caruso. E non voglio entrare nella competenza di Caruso, che non si occupa di sanità, ma non è che è l'ultimo arrivato, ci mancherebbe altro, è un politico ed è anche, come dire, è la pedina che quel partito che fa parte della maggioranza vuole, quindi alzo le mani. Se poi dobbiamo dire, no, finisco, prego. Se poi dobbiamo dire che queste scelte miglioreranno la situazione dei cittadini siciliani riguardo alla sanità, io non lo penso, e non penso nemmeno che si possa fare finta, al di là dell'aspetto penale sul quale sono garantista, come sempre, poi c'è un aspetto politico. Se io intercetto un signore che si chiama Toto Cuffaro, che ha già una condanna definitiva per favoreggiamento aggravato alla mafia, oggi è l'anniversario della morte del pieno impastato, stiamo parlando di uno che ha una condanna per favoreggiamento aggravato alla mafia, quindi dovrebbe smettere di fare politica in un paese normale. L'Italia non è un paese normale, la Sicilia meno che mai, e allora fa politica e al telefono dice abbiamo Enna, Siracusa e Palermo. E di cosa sta parlando? Di dirigenti della sanità. Questo fa bene ai cittadini siciliani? Chiudo con un piccolo episodio, dammi 10 secondi. Dopo un po' siccome Cuffaro mi ha fatto una querela qualche tempo fa e ha perso, voleva soldi e ha perso, ha pagato lui i miei avvocati Giorgiani e Neri, e io ho pubblicato un video sui social che ha fatto molte visualizzazioni, sono andato in un famoso bar catanese di Via Etnea e il cameriere mi ha detto ho visto quella cosa Gianrusso, ma sai cosa mi preoccupa a me di ste cose? Ma se io poi vado in ospedale che mi sento male, chi mi cura? Un medico bravo o un medico che ha scelto Cuffaro perché è amico di Cuffaro? E non è una domanda banale. No, assolutamente no. Allora, Cuffaro oggi sembra voler patteggiare questa... Senza interdizione, elemento importante. Senza interdizione, questo stavo arrivando. E poi altro tema, ovviamente, i temi politici che quelle notizie delle ultime ore ci danno è che Cateno De Luca, che è là, potrebbe essere veramente l'ago della bilancia, così come hanno detto tanti sondaggi. Che sta facendo? Sta levando. Potrebbe essere davvero l'ago della bilancia perché diciamo, potrebbe essere quell'elemento che sposta ovviamente il consenso e dunque la vittoria delle prossime regionali da un lato o dall'altro, ma diciamo, ha difficoltà sia da un lato che dall'altro a essere, come dire, a restare dentro. Cateno De Luca che ha un'elezione importante a Messina, l'elezione di Messina importante, niente, lasciamo stare, possiamo vedere se volete, facciamo vedere. Tanto l'altra volta era con la De Luca, che sta facendo? Si spoglia, non fa mai nulla a casa, ecco, vai, prego. No, tranquillo, non mi spoglio oltre, no, non mi spoglio, vediamo, tutti, eccola qua. Vediamo che c'è scritto, non si vede. Hai visto? No, non si vede, devi alzarti un po'. Eccolo qua. Tutti mi cercano. Ecco qua, guarda, tutti mi vogliono. È la verità, è alleato con aspetta, non è finita qui. C'è il lato B. Ma di solito è tutto in vogliono. Sono il factotum delle coalizioni. È come il bandiera di Siviglia, eccolo qua. Sono il factotum delle coalizioni. Tu lo sa. Non dirla questa frase. Cateno, che potrebbe essere tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Che nessuno mi prenda, non potrebbe essere fraintesa questa, però il testo originale dice che sono maschietto. Sono il factotum della città, no? Il testo del barbiere di Siviglia, e in effetti nelle città Cateno è forte, sulla regione chissà se riesce a stare un po' i qua un po' di là. Catena insomma però sta dimostrando insomma, di essere effettivamente con i suoi numeri alla mano. Se mi concedete solo una riflessione perché poi c'ho un comizio. Prego Catena, allora. Visto che parlate di me,
come vedete, allora, come vedete, io voglio chiarire un fatto così ci capiamo. Noi abbiamo fatto in questa competizione per le amministrative una scelta ben chiara. In provincia di Messina siamo per i cazzi nostri, punto. No. E sono gli altri che sono contro di noi. Poi abbiamo una parte dialogante del centrosinistra e sapete bene che a Marsala siamo e sosteniamo la Patti. A Enna abbiamo scelto l'usato garantito, quindi Mirello Crisafulli. Senti, Cateno, scusami, ma è vero che a Enna sei con i grillini? È vero che a Enna sei con i grillini, come mi ha detto Mirello? Sì. È una notizia questa, perché nessuno lo ammette, anche nel Movimento 5 Stelle, che c'è un accordo. Lo dico io che le cose stanno questa così. Questa è una notizia. Ma c'è niente di strano. Dopodiché a Ispica, dove sono oggi, e il candidato sindaco di Succhiama Nord sostenuto dal PD ufficialmente. Dopodiché a Carini siamo da soli con 3 liste e ad Agrigento ho scelto l'usato garantito che si chiama Luigi Gentile. Lunedì farò un comizio, parlerò anche degli accordi sottobanco che ci sono tra Sodano e quello che è un altro pezzo del centro destra. Lì c'è una faida incredibile, c'è il mio amico Roberto Di Mauro, poi c'è chi fa il gallo, ma ne parlerò lunedì alle 18:30. Ci sarà un comizio, ma questo gallo è afflitto? Si farà un comizio ad Agrigento, sì, afflitto, infatti si è un po' parte già afflitto, si batte il petto, precattivo e frutto prossimo, si dice dalle mie parti. Quindi, per chiudere, abbiamo nominato, diciamo, le località un po' più importanti a queste 2 porzioni. Poi a Termini Imerese io sono un estimatore di Maria Terranova, quindi abbiamo candidato anche dei nostri sindaco uscente molto brava, e abbiamo dei candidati nelle liste a sostegno di Maria Terranova. Allora Cateno, scusa un attimo, ti interrompo, fammi fare un attimo, facciamo un ragionamento. Diciamo sulle amministrative, sulle comunali, ormai siamo abituati a vedere queste alleanze variabili, perché insomma si cerca di favorire la personalità piuttosto che la coalizione politica. Laddove si può si sta con la coalizione politica, laddove non c'è, insomma, si cerca il miglior candidato possibile, almeno secondo ogni parte politica. Scusami, ti interrompo, noi abbiamo un metro di partenza, però questo voglio dire, Io non adoro nei palazzi municipali soggetti che non hanno mai amministrato un condominio, punto, perché so quanto è sacro un palazzo municipale. Ecco, questo senza, non voglio offendere nessuno, ma fa bene a dirlo, perché abbiamo visto arrivare anche in Parlamento, qua guardo l'onorevole Sudano che ha vissuto gli anni del boom del Movimento 5 Stelle, insomma abbiamo visto, abbiamo visto arrivare chiunque in Parlamento, ma poi anche negli altri partiti, con tutti i partiti, ricordo un attimo Cateno, scusami, fai parlare anche altri. Perché? In tutti i partiti ci sono personaggi, la Madia, ricordo una invenzione di Walter Veltroni, disastrosa secondo me, però si è fatta 4-5 legislature, non lo so, ed era una ragazza di 25 anni senza alcuna esperienza. È successo in tanti partiti. Adesso succede con il Movimento 5 Stelle era, non è che voglio fare una difesa d'ufficio, era il partito con più laureati in Parlamento in entrambe le legislature. Però l'amministrazione non toccherebbe a me difendere la Madia, però proprio la Madia onestamente è una preparata, ha fatto un testo importantissimo. È una che si è presentata dicendo porto in dote la mia inesperienza, però ho detto è stata anche una tua collega. Ma non è il prerequisito di Catena è importante. Però attento, Catena sta parlando di municipi, sono due discorsi diversi. Il comune è una cosa e io, come è noto, ho una opinione rispetto a come si amministra un comune, mentre il Parlamento nazionale o quello regionale sono un'altra cosa, dove alcuni professionisti, io fino a 45 anni non ho mai fatto politica, ho fatto, come sai, giornalista, ho fatto altri mestieri, poi c'è stata l'opportunità, perché ho abbracciato il Movimento 5 Stelle, mi sono candidato a 45 anni per la prima volta. Fare il sindaco è diverso da fare il parlamentare. Il problema è, alle regionali o si sta
col centrodestra, o si sta col centrodestra o si sta da soli. Ecco, voleva arrivare da qualche parte bisogna cioè, stare. Ve lo prendete voi, Cateno? Prego. Noi siamo alleati della devo andare, scusami. No, aspetta, è importante, De Luca. Ho fatto la domanda a Sudano a MPA. Può stare Cateno nella coalizione di centrodestra alle regionali? Ma sinceramente noi non abbiamo mai messo veti su nessuno, né tantomeno su Cateno De Luca e sul suo movimento. E Cateno, che a giorni alterni è in un momento storico è stato anche molto vicino al centrodestra e al governo Schifani, per quello che io mi ricordo e per le vicende siciliane che ho seguito. Successivamente non so cosa sia successo, penso che sicuramente non c'è una follia di Cateno De Luca, se mi posso permettere Cateno, penso certamente che lui, come sempre fa, ha fatto una sua strategia di andare a queste elezioni amministrative di Messina per fare il risultato nella sua roccaforte e poi giocarsi la partita per le prossime nazionali e regionali. Gioca un po' con tutti negli altri comuni al voto proprio per tenersi le mani libere e poi portare sul piatto del centrodestra o del centrosinistra la vittoria di Messina. Questo è quello che penso, perché non credo che Cateno sia un folle, ma credo che stia facendo strategia politica. Lombardo, può stare Cateno con centrodestra? Certamente, anche per i trascorsi di Cateno, che prima sotto all'insegna di un unico movimento eravamo insieme nel movimento per l'autonomia. Oggi lui gioca una partita diversa da un altro fronte, ma è certamente un autonomista e ovviamente noi da autonomisti non possiamo che volerlo all'interno della coalizione. Di Paola, può stare nella coalizione del Campolargo Cateno De Luca? Allora, intanto permettimi di dire, perché poco fa si parlava del rimpasto degli assessori di Schifani. Dico, non è una sorpresa, gli assessori che ha nominato sono degli assessori che gli permetteranno di arrivare a fine legislatura. Di fatto il presidente Schifani ha più volte detto che deve ricandidarsi per un secondo mandato e i 3 assessori che oggi ha individuato gli serviranno per fare questo percorso. Di fatto l'unico alleato che ne esce fortemente indebolito da questo rimpasto è Fratelli d'Italia, che è l'unica forza politica che ad oggi non viene individuata da parte del presidente Schifani da un punto di vista politico, io lo posso dire da un osservatore esterno, non viene individuata come forza politica che può accompagnare il presidente Schifani ad una ricandidatura per il secondo mandato. Mi pare netto ed evidente quanto accaduto qualche giorno fa su queste 3 nomine. Per quanto riguarda invece il Cateno De Luca e il Movimento Sud Chiama Nord, dico non è una novità, ma penso che Cateno De Luca da qui agli anni passati abbia portato il suo movimento a volte soprattutto per le elezioni comunali, a volte con alleati con il centrodestra, altre volte col centrosinistra. Mi pare che non è una novità, Cateno De Luca lo ha detto più volte, che sulle elezioni comunali non ha mai fatto un ragionamento di campo, ecco. Dopodiché il Movimento 5 Stelle, e io l'ho dichiarato più e più volte, ha fatto una scelta di campo a livello nazionale, a livello regionale e a livello comunale. Siamo i pilastri di questa coalizione, o comunque uno dei pilastri di questa coalizione. È chiaro che poi nel corso del tempo, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, andremo a dialogare per l'eventuale costruzione della coalizione regionale. Ad oggi ci sono le amministrative e nelle amministrative ci sono ragionamenti completamente diversi. Ma non faccia il democristiano nell'accezione diciamo nobile del termine. La domanda è: De Luca può stare alle regionali nella coalizione di centro-sinistra? Ma le elezioni regionali, che io sappia, saranno in autunno del 2027. C'è tutto un anno per preparare questo percorso. Io, da coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, intanto mi preoccupo e mi occupo di far crescere il consenso del Movimento 5 Stelle e ovviamente di chi ha scelto di stare nella coalizione progressista. Poi insieme a tutti gli alleati si andranno a fare le valutazioni su movimenti come quello di Sud Chiama Nord o su altri, sulle forze civiche o su altri contenitori che vogliono scegliere di stare nella coalizione che vincerà le prossime elezioni regionali in Sicilia se uniti. Quindi poi tutte le valutazioni verranno fatte insieme. Ci tengo a dire una cosa su Enna.
poco fa è stata fatta una domanda su Enna. Io stesso ho incontrato Mirello Crisafulli e in maniera molto garbata ho dialogato con lui e ho detto che il Movimento 5 Stelle su Enna aveva fatto un percorso col campo progressista, ma non potevamo, ma già questo settimane e settimane fa, prima che il PD prendesse la sua scelta, il Movimento 5 Stelle, e l'ho comunicato a Mirello Crisafulli, non poteva mettere il simbolo a sostegno di questa coalizione guidata da Mirello Crisafulli. Dopodiché il nostro gruppo, noi non abbiamo consiglieri uscenti né ad Enna, né a Messina e né ad Agrigento, e io spero che questo ragionamento possa cambiare il 25 maggio, però è chiaro che ad Enna abbiamo delle persone valide che in questo momento hanno fatto delle scelte autonome e so benissimo che ci sono componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle che sono sia a sostegno del candidato a sindaco Fiammetta, perché mi risulta questa, ma ci sono anche attivisti che possono essere anche candidati sulle liste civiche. Ma sono stati espulsi le persone che non si sono allineate? Sono molto, molto chiaro. Rispetto, a me sembra che ci sia un Movimento 5 Stelle molto diverso dal passato, perché Conte non dà il simbolo ad Agrigento e i grillini si candidano lo stesso. Ad Enna addirittura si candidano in 2 compagini, cioè sembra che il partito il partito dia delle direttive e poi c'è la spaccatura sulla questione centro-sinistra e centro-destra, perché poi lo devo liberare che ha delle cose da fare. Di Paola, io voglio essere veramente molto chiaro nei confronti di chi ci ascolta, perché l'ultima volta che c'era lei qui, Cateno De Luca, Pierpaolo Montalto, segretario regionale di AVS, c'erano qualche altro, mi pare che c'era anche Anthony Barbagallo, qualche rappresentante del PD, gli avete sbattuto una porta in faccia dicendo a Cateno De Luca, che era diciamo, partecipava alla trasmissione, avete detto Cateno De Luca con noi non può stare. C'era qualcuno che diciamo tentennava, perché capisce ovviamente anche la forza politica di un alleato come Cateno De Luca. Luca, è cambiato qualcosa rispetto a quella situazione là? 2 cose. Chi mi conosce bene sa che io non sbatto porta in faccia praticamente a nessuno. Sono una persona che ama il confronto e il dialogo. Quindi se io sono stato all'interno della tua trasmissione e ho sbattuto porta in faccia, non me lo ricordo, e ti prego di andare a recuperare questo video dove chi ha sbattuto la porta in faccia è stato sicuramente Sinistra Italiana. Quindi probabilmente non c'era in trasmissione, ma c'era Barbagallo e Montalto. Però dico, va bene così. Il secondo punto su Agrigento, io ci tengo a precisare una cosa: i giornali hanno titolato Conte ha scelto di non dare il simbolo a Sodano. Non è assolutamente vero. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta precisa su Agrigento. Noi lì non abbiamo consiglieri comunali uscenti, noi lì abbiamo un gruppo che gli ultimi 5 anni fa ha preso il 3%, abbiamo deciso, perché ci vuole anche concretezza, soprattutto nelle amministrative, va bene i video sui social, ma poi bisogna dare concretezza, abbiamo deciso di fare una lista. Possiamo parlare tra un po', ora su queste questioni, entriamo adesso sulle questioni, un attimo Di Paola, perché se no ci perdiamo. Io voglio rimanere sulla questione Cateno De Luca, perché Cateno De Luca è in questo momento, e lo dimostrerà probabilmente anche con il voto di Messina, non so se vincerà la partita, ma sicuramente farà un risultato. Guardo qua tutti i miei interlocutori, dico, un sacco di candidati, un sacco di liste, poi ognuno per la sua parte, però dico è comunque un interlocutore autorevole. Io diciamo ce l'ho qua davanti, vorrei capire se c'è un punto di incontro su questo. De Luca, è vero quello che è scritto nella maglietta, però te la svelo io la verità, perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno. Io ho avuto cene romane sia con il centrodestra che con il centrosinistra, interlocutori che non sono quelli del quartierino, con tutto il rispetto dei presenti, va bene? E entrambi aspettano l'esito di queste elezioni amministrative, perché si dice che con tutte le scissioni che abbiamo avuto noi non esistiamo più sul territorio, quindi noi non siamo più quelli del 2022, noi non siamo più quelli dei 500.000, si dice di tutto e di più. Siccome poi alla fine anche per me i sondaggi richiamo indizi, al di là che il fatto che i sondaggi seri e indipendenti ci hanno ormai conclamato comunque una posizione di ago della bilancia, ma lasciato stare anche i sondaggi, è vero, va a votare 1/5 del popolo siciliano queste elezioni amministrative, quindi sicuramente sono più affidabili dei sondaggi questi risultati, e diciamolo perché è ovvio che nessuno di loro ha titolo a dirlo, ed è meglio che non lo dica. Stanno aspettando di avere l'esito di queste elezioni amministrative.
Dopodiché io dovrò ritornare a Roma, mi dovrò rifare le cene e ovviamente discutere quelle che sono programmi e regole di ingaggio. E vi dico una cosa, che tra i programmi e le regole di ingaggio una è chiara, che comunque non sono intenzionato ad assistere ancora per molto tempo a questo governo regionale presieduto dal presidente Schifani, che ovviamente non sta assolutamente imprimendo quella marcia in più, usiamo questo eufemismo, che la Sicilia merita. Quindi, per andare a chiudere, vi dico anche un altro elemento, così fate i titoli domani. Ho detto agli amici del centrodestra che se non si stacca subito la spina, io li faccio perdere a fondo perduto. Che vuol dire? Bene? Me ne vado col centrosinistra, punto, senza discussione. Se proprio non voglio niente, ok? Perché se c'è ancora un altro anno e mezzo di questo governo, proprio io dico non voglio niente, basta, non vi preoccupate. Vuol dire che volete ammazzare la Sicilia, ebbene sto allora dall'altro lato, senza discutere di nulla, ok? E così vi svelo anche già alcune questioni. Ho già detto agli interlocutori del centro-sinistra che io parto dal presupposto che la presidenza della regione non possa essere affidata ai nuovi De Gasperi in versione 4.0, con tutto il rispetto. Quindi io ho la mia esperienza, sono arrivato secondo la volta scorsa, no, fammi completare per cortesia. Chi sono i nuovi De Gasperi? Sul mio tavolo, beh, in questo momento c'è un autocandidato che è Ismael Lavardera, il mio figlioccio, scusatemi. Ora, con tutto il rispetto, se per loro il candidato è il mio figlioccio, cioè la mia brutta fotocopia, in termini parlo di esperienza ovviamente, non di altro, e allora è ovvio che rimane la mia candidatura al tavolo. Ma ne troviamo una che effettivamente ha competenze, riesce ad avere una visione inclusiva, e così anche si toglie quel pezzo del centro-sinistra, quel piccolo pezzo che vuole continuare ad affibbiare patenti di moralità, di etica e di legalità, e allora magari si riesce a ragionare. Quindi c'è un veto su Ismaele Lavardera. Sta parlando di AWS, però. Sta parlando di AWS. È il piccolo... chi è il suo figlio? Allora, chiudo la pubblicità, siamo rimasti dietro perché ho fatto parlare tu. No, scusa un attimo. Io non so se è vero che la Sicilia non credo che si scriva cazzate. Ora, prima era AWS, ora mi hanno detto che, almeno il giornale riporta che pure mio figlioccio, non so per quale motivo, non vorrei che avesse la sindrome rabbiosa del beneficiato a fondo perduto, però, perché se è così obiettivamente mi comincia a porre un problema serio di quello che è il suo, diciamo, stato di equilibrio. Io spero che sia una cazzata questa qua, però il giornale l'ha riportata, che oggi i veti sono anche di Lavardera, ma comunque il problema, per chiudere e vi saluto, non ce l'ho io. Il tema è molto semplice. Io il 18 di gennaio, così aggiorno il mio amico Dino Giarrusso, il 18 gennaio a Caltagirone ho già stabilito, Dino, che non vado da solo. Comunque starò in una coalizione, perché la cortesia di darmi da solo non la faccio più a nessuno. Quindi sono stato chiaro. Di conseguenza ora la questione è quella che vi ho spiegato. Il campo largo deve stabilire se vuole fare un campo larghissimo o vuole fare un camposanto. Questo è il tema che non mi riguarda. È un problema tutto loro. Mi fa piacere vedere. Allora, un attimo, io devo andare in pubblicità. Devo andare in pubblicità perché siamo andati lunghissimi. De Luca, resti là 5 secondi, volevano rispondere a lei, quindi un attimo resti là. Pubblicità. Rientriamo in diretta allora con Valerio Sudano, Giuseppe Lombardo, Dino Giarrusso, Antonio Condorelli, collegati Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle e Cateno De Luca. Allora De Luca, lei ha detto delle cose importanti poco fa, ha detto se sul piatto, sul tavolo il candidato alle prossime regionali del Campolargo del centrosinistra è Ismaele Lavardera, allora c'è anche il mio nome e non me ne vado da nessuna parte, resto lì e mi candido pure io. Se il campo largo decide di diventare un campo molto largo, io ci sono. Se si vuole stringere, allora prenda me e lasci fuori AWS, che sono quelli che danno, come ha detto lei, le patenti di legalità. No, io non ho detto deve lasciare fuori AWS, io mica ho problemi con AWS, sono loro che hanno i problemi con me. Insomma, quello è un altro. Quello è, io non conti fatti. Io non pongo veti a nessuno, per carità di Dio. Parliamoci chiaramente. Ma nel centrodestra invece, guardando il centrodestra invece, che succede? Porte chiuse, cioè strade più strette?
Ma è logico. Guardate, su questo non ci sono dubbi. Io sono imbarazzato. Allora, per un anno l'ho definita una opposizione responsabile e ovviamente ho avuto modo di completare quella che era la mia visione, che scherzando ho chiamato apprendistato, sì, perché vedete, capire alcuni meccanismi dall'interno di Palazzo d'Orleans è importante. E quindi ho tratto le mie conclusioni, lo sanno i miei colleghi, quindi ho votato la mozione di sfiducia, ho votato contro l'ultima legge di stabilità, quindi sono stato chiaro, va bene? Proprio chiarissimo, e anche argomentando in modo, mi permetto di dire, perché io argomento, perché parlo io in Parlamento, chiaro? Il 99% parla sui social e quando parla dice pure, con tutto il rispetto, qualche stronzata. Io ho sempre articolato bene. Ogni riferimento è sempre puramente casuale. Sono lì, per cui l'ho articolata sulla mozione di sfiducia, ho parlato del cerchio magico, ho parlato della degenerazione, ho parlato di come ha trattato la democrazia cristiana, ho detto pure prendi un po' di ossa, buttala ai cani e fai un'operazione matematica così accontenti tutti. L'ha fatta dopo 5 mesi sostanzialmente. Quindi è ovvio che noi ci troviamo di fronte a un presidente della regione che preso dalla sindrome del Re Solo è rimasto ormai il Re Solo. E diciamo, a differenza la situazione è questa adesso, scusami, di quello che dice lo specchio del reame, lì purtroppo lo specchio dice un'altra cosa, lui si guarda allo specchio e lo specchio dice che è più bello del reame, ma la verità è che nessun alleato vuole più Schifani bis, ma ancora nessuno gliel'ha spiegato. Quindi la situazione è questa. Quindi in un quadro del genere che si tirerà a campare, è da 6 mesi che non passa più un provvedimento in aula, ci rendiamo conto che galleggiamo come la merda, ce ne rendiamo conto e noi dobbiamo stare ancora un altro anno così. Ultima legge. Questo è un grande delitto, per cui se il centrodestra vuole continuare così, bene, che si ammazzi con le sue mani, ma io non ci sto con chi vuole continuare a ammazzare la Sicilia. Quindi per quanto mi riguarda, ti farò perdere a fondo perduto. Sinceramente per quello che seguo, perché mi sembra veramente assurdo parlare così del centrodestra, perché quello che sta accadendo in Sicilia, al di là delle dinamiche che possono esserci anche all'interno di ogni singolo partito, in realtà sono dinamiche più di guerriglie tra bande che ci sono dentro l'Assemblea regionale. Io non parlerei né di centrodestra né di centrosinistra, ho fatto il parlamentare regionale, so bene come funziona l'Assemblea regionale, so bene come funziona il voto segreto, so bene le amicizie e gli accordi che si fanno all'interno dell'Aula quando si vuole portare avanti o meno un provvedimento. Quindi parlare di che le proposte del governo, che per quello che mi ricordo si parla solo di finanziarie e per il resto sono proposte parlamentari che vi autobocciate, sinceramente non so perché ti riferisci al centrodestra. Una riforma non è stata fatta, Valeria, ma di che cosa parli? Ma le riforme che vi vengono portate in aula le bocciate, quindi sinceramente le bocciate a voto segreto solo per fare le scaramucce all'interno dell'aula. Cateno, non è così. Non conosci l'argomento, non c'è una sola riforma che questo governo questa non è politica, perché stiamo facendo male ai siciliani, questa non è politica, Cateno, mi dispiace, questa non è politica. No, questa non è politica. La politica a un certo punto deve pensare ai siciliani, non a farsi le scaramucce dentro l'aula dell'Assemblea regionale. Mi dispiace, non ce la sciarra è Pacusa e ogni spartizione che si è fatta, ci sono ma le spartizioni le fate dentro l'aula, non le fa il governo, ma che stai dicendo? No, le fate perché le abbiamo viste anche. Ma perché le votate? Tutti i provvedimenti vengono votati e stabiliti soprattutto dall'opposizione e poi la maggioranza vi segue in base alle dinamiche parlamentari. Il direttore generale che viene nominato e non viene attribuito a Tizio, a Caio, poi scattano le vendette e questo che cosa ha portato? Alla paralisi. Non avete fatto una sola riforma in 4 anni e non si può continuare così. Questo è vero delitto, vi siete distrutti con le vostre mani ed è da 6 mesi che non passa più un provvedimento in aula. Voi avete 45 parlamentari, quindi voi avete la maggioranza. Sicuramente parlamentari dei gruppi
gruppi parlamentari e quindi i partiti sono molto litigiosi e questo nessuno può negarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. Di fatto scusami, una legge di stabilità approvata con 28 voti non si era mai vista. Allora che ci siano problemi. Ha fatto il parlamentare regionale per una vita. Scusa, un attimo, io vorrei riportarvi ai numeri, un attimo. Io ho fatto il parlamentare quando c'era Crocetta presidente, ti posso garantire che votavamo poi col voto segreto e bocciavamo qualsiasi cosa perché bocciavano un emendamento uno e a Catania si bocciavano tutti, quindi non è vero che si parla di merito. Non è una novità, bisogna dire la verità, Catania, non imbrogliamo i siciliani, non te lo faccio fare perché questa non è più politica. Io non faccio la politica dei social, faccio la politica che penso che bisogna studiare, approfondire, fare le leggi perché i parlamentari fanno questo, non fanno social. Parla con Luca San Martino. Io parlo con Luca San Martino che gli avete bocciato la legge sui consorzi di bonifica che vi ha portato in aula, caro Catena. L'unica riforma l'avete bocciata, infatti. Perché sicuramente non è lui e nominare lui, ma è un problema della sua maggioranza. Valeria, Catena, non ti confondere quando parli e ti rivolgi a me, io non parlo né di tua moglie né di tua madre. Dai, però non è bello. Riportiamo la calma. Un attimo, se non capiamo niente qua. Tagli il microfono. Un attimo. Cerca di non dire cazzata ancora. De Luca, per favore, utilizziamo De Luca. Fa politica e sei presidente della regione, cazzo. Non ti permettere più. Ma io mi permetto quanto voglio. Non ti permetto. Riportiamo la calma. Giarrusso. A me mi sembra. Scusa Cateno perché sei molto Cateno, un attimo. Allora, io questa trasmissione è importante oggi perché sono uscite un sacco di cose e anche degli atteggiamenti. Allora, c'è Cateno che ha adesso distrutto nel suo giudizio 4 anni di governo di centrodestra, ma 5 minuti fa ci aveva detto io a Roma faccio interlocuzioni tanto col centrodestra quanto col centrosinistra. Premesso, è legittimo, può fare interlocuzioni che vuole, peraltro è il partito, cioè è il leader di un partito e quindi per carità. Il problema però qui è se la politica è avere una visione o avere degli accordi o trovare degli accordi, perché perdonatemi, se è così disastroso questo centrodestra, lo sta dicendo Cateno, io diciamo le parole di Cateno, mi chiedo cosa ci faccia lui a fare le scene. No, Di Paola è nel centrosinistra, cioè Di Paola è nel campo largo, è il leader del Movimento 5 Stelle, ci mancherebbe che parla bene del centrodestra, sarebbe un pazzo, lo conosco, e non è un pazzo Nuccio Di Paola, gli puoi dare tante critiche, ma pazzo non mi pare. Ok, quindi lui fa parte di una coalizione che è centrosinistra, Valeria Sudano fa parte di una coalizione che è centrodestra. Ok, Cateno chiaramente non fa parte di nessuna delle due coalizioni, almeno ufficialmente. Il problema è, se è così disastroso, come dice Cateno, De Luca, il centrodestra, mi chiedo cosa ci fa lui innanzitutto in alcuni comuni, in alcune zone, alleato col centrodestra. L'ha spiegato prima, ma poi mi dice vado a cena a Roma e faccio interlocuzioni col centrodestra e allora non è così disastroso, perché l'obiezione che faccio con rispetto, con serenità, senza insultarsi eccetera è: ma se sono disastrosi non è che se fanno un accordo con te non c'è più Schifani e improvvisamente cambiano tutti i dirigenti del centrodestra, magicamente con la bacchetta magica diventano bravissimi, perché i dirigenti del centrodestra siciliano sono quelli e saranno quelli domani e dopodomani, poi se ti piacciono bene, se non ti piacciono male, ma non è che cambieranno perché c'è Cateno De Luca. Con tutto il rispetto, può fare un accordo politico e, come dire, numerico. Dopodiché, siccome lui fra le righe ha parlato male della candidatura di Ismaele Lavardera definendolo il mio figlioccio, certamente Ismaele deve, la sua elezione, ci mancherebbe altro, la sua elezione a Sud Diamanor, c'ero anch'io allora, quindi sono un testimone oculare di tutta questa vicenda, e dico però oggi al contrario, ma è un legittimo pensiero quello di Cateno e spero anche il mio, al contrario di ciò che pensa Cateno, io vedo in Ismaele l'unico candidato in grado di smuovere le coscienze e secondo me di contendere la vittoria al centrodestra, perché il centrodestra a livello elettorale in Sicilia è forte, ce lo dobbiamo mettere in testa, ha una base elettorale forte. Io vorrei fare però un passo Ismaele indietro, è un candidato possibilmente vincente, forte. Io però vorrei fare un passo indietro sulle parole anche che ha detto De Luca, e guardo anche Lombardo non a caso, perché Cateno De Luca ha detto, dice io voglio mandare a casa tutti a questo punto, perché dice lo fa
non solo per una contrapposizione politica, ma lo fa anche per un ragionamento. Il suo ragionamento è: se io arrivo alle elezioni regionali in concomitanza con le elezioni nazionali, io vengo schiacciato dai grossi partiti. Qua guardo la Lega, che è rappresentata da Valerio Sudano, Movimento 5 Stelle, l'MPA è in questa stessa situazione. Ma è certo che anche se un partito regionale come il nostro, così come quello di Catena De Luca. E poi scusi Lombardo, l'altro ragionamento che fa De Luca e che lo mette in faccia ai telespettatori che ci ascoltano, dice, parlando con voi maggioranza, dice: voi avevate la maggior parte dei parlamentari in aula, non siete riusciti a portare le riforme. Ora dico, se voi eravate una maggioranza compatta, con i numeri che avevate portavate a casa i risultati. Con i numeri che hanno, con termini diversi, non ci passavate neanche da Catena De Luca, da Nuccio Di Paola, dagli altri che sono dal PD, da Ismaele Lavardera, eccetera. Micichera è stato eletto col centrodestra, lo ricordo. Quanto alla prima domanda, tengo a precisare che anche noi, essendo un partito regionale come quello di Catena De Luca, è penalizzato in una ipotesi di elezioni regionali concomitanti, contemporanee con le elezioni politiche. È anche vero però che noi, per quanto ci riguarda, rimaniamo ancorati in un centrodestra che ovviamente ragiona su un livello che non è soltanto quello locale ma anche quello nazionale, quindi non ne facciamo una questione di principio, la concomitanza o meno quelle elezioni. Giusto per essere chiari, voi siete federati con Forza Italia, siete stati i primissimi a applaudire la nomina di Minardo, devo dire. Detto questo, in ordine alla maggioranza per cui noi abbiamo cercato De Luca, per la verità le intese con Catena De Luca si sono ritrovate naturalmente nel percorso di questa legislatura, al di là dei numeri più o meno risicati di fronte ai provvedimenti più importanti. Io voglio dire chiaramente, mi prendo un po' di tempo dato che non sono stato interpellato nel dibattito, anche rispetto alle elezioni amministrative che si svolgono di qui a qualche settimana. Voglio dire una cosa molto semplice: le anomalie, i problemi della maggioranza, le riforme che non sono passate, che per la verità sono poche, ricordava l'onorevole Sudano la riforma dei consorzi di bonifica. Per la verità fa più notizia il voto segreto quando viene votato o porta quindi a un esito contro il governo, ma in tantissime altre occasioni sul voto segreto la maggioranza ha tenuto e il governo ha tenuto. Sulla riforma dei consorzi di bonifica è vero che c'è il voto segreto, che è una prerogativa del regolamento parlamentare. Noi come Movimento per l'Autonomia abbiamo detto chiaramente che a quella riforma eravamo contrari, perché non la ritenevamo confacente, non la ritenevamo confacente rispetto a quella che era l'esigenza dei consorzi di bonifica. Abbiamo un ufficio interconcertile che centralizzava tutto a discapito di quella che era l'organizzazione autonoma degli agricoltori che dovevano appunto organizzare i consorzi di bonifica che diventavano dei poli funzionali che si occupavano anche delle piste ciclabili all'interno delle strade comuni di campagna, eccetera, eccetera. Era una riforma che non potevamo certamente condividere, ma noi eravamo 5 in aula, oggi ne siamo 6. Non siamo solo noi che hanno votato contro la riforma. Evidentemente le nostre lamentele, le nostre denunce trovavano condivisione anche all'interno di larghe parti della maggioranza. Detto qualunque questo, cosa propone San Martino, anche se è nell'interesse di agricoltori, ma lei mi dica qual è una cosa dell'interesse degli agricoltori che noi non abbiamo approvato o che è stata proposta. Le faccio tutte l'elenco delle norme che hanno stabilito risorse per i consorzi di bonifica a decine e decine di milioni di euro nel 2023 e nel 2024 che noi abbiamo votato e condiviso in aula. Poi alla prova dei fatti abbiamo visto che i consorzi di bonifica non hanno funzionato, in quanto le condotte idriche non assicurano un regalo approvvigionamento dell'acqua nelle campagne, tanto che qualche mese fa nella manovra quadra abbiamo votato l'esonero dai canoni le condotte idriche ti ricorderei che sono competenze del tuo assessore. No, le condotte idriche sono dei consorzi di bonifica. Le dighe per usi non irrigui sono del mio assessore all'energia. Le condotte, cioè i tubi che portano l'acqua alle campagne, sono di competenza dell'assessore all'agricoltura. Detto questo, non sono qui per fare polemica, ma quando mi si viene a dire che noi non votiamo in provvedimenti nell'interesse dell'agricoltura si dice un falso che mi preme smentire. L'ha detto il dottor Condorelli e mi preme appunto di precisare alcune cose.
Allora un attimo, devo salutare. Assicurati, abbiamo un'interpellanza. No, però a proposito che scusate, dato che parliamo di cultura e chiudo su questo tema, abbiamo un'interpellanza con cui noi abbiamo contestato una misura, un provvedimento, un mando che l'assessore dell'agricoltura ha emanato qualche mese fa, scade il 30 giugno, che prevede nuovi investimenti in agricoltura, ma stabilisce la soglia minima di investimento a 250.000 euro, quando dalla Calabria, alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia mettono 20-30.000 euro. Lei sa meglio di me che in questo modo si avvantaggia chi? Le piccole aziende no, si avvantaggiano i grandi gruppi che sono pochissimi in Sicilia che fanno agricoltura. Allora, un attimo, velocemente perché devo andare in pubblicità, devo salutare Cateno De Luca e dobbiamo andare. Non devo parlare né di voto segreto né di consorzi di bonifica, ma soltanto di... Scusami, Giuseppe Bruni, né di voto segreto né di consorzi di bonifica, perché non è questo diciamo l'argomento. Quello che ci tengo però a sottolineare è che in un governo regionale fatto da partiti di centrodestra, se si porta avanti un tema qualsiasi e si propone una legge, io credo che la politica dovrebbe confrontarsi, trovare il modo per andare in aula e approvare le leggi e non dire noi non siamo d'accordo, non siamo contrari. E questo mi dispiace dirle il punto debole, perché la regione nazionale con serenità, se posso dirlo con serenità, e mi rivolgo in questo caso a un mio alleato che è Giuseppe Lombardo, io credo che in questo anno e mezzo, anzi, dobbiamo dare prova di unità e compattezza come centrodestra. Se ci sono dei problemi sui temi da affrontare in Parlamento, vale in regione come vale a livello nazionale, si affrontano e si arriva tutti compatti in aula, perché certamente non possiamo dare modo al centro-sinistra di fare campagna elettorale sulle nostre spalle, perché non siamo in grado di stare uniti e portare avanti i temi che servono per i siciliani. Io ricordo che Totò... Un attimo, adesso ne parliamo dopo la pubblicità. Devo salutare un attimo Cateno De Luca, però... salutare, vi ho aspettato. Grazie De Luca. Allora, grazie. Scusa un attimo, aspetta, scusami un attimo, vorrei dire una cosa al buon Dino, mio amico Dino Giarrusso. Allora, vedi, io ho titolo a parlare con chiunque, e anche rispetto a un centrodestra che, se ci sono le condizioni per far staccare un anno prima questo governo, è meglio fargli staccare la spina prima, piuttosto che fare sceneggiata all'opposizione a fondo perduto. Cioè, io la penso così, quindi non è un problema, perché io poi non ho il pregiudizio del centrodestra o centrosinistra, io ragiono con uno schema totalmente diverso, e di conseguenza chi continua a ragionare con i pregiudizi non farà altro che continuare a suicidarsi. Quando c'è il pregiudizio politico non ci parlo, perché è grigio e non è rosso come me, non fate altro che continuare a legittimare questo centrodestra che, come dice Niccichè, pure se mette il gatto vince. Questo l'ho detto prima io di lui, però hai appena dato un giudizio severissimo. Volevo sottolineare che tu sei stato molto severo contro il centrodestra, e quindi come fai ad allearti con quelli che non hanno saputo governare? Parlo con un pezzo di centrodestra, permetti che c'è un centrodestra, ci mancherebbe altro. Io permetti che critico questa contraddizione. Io critico questa contraddizione legittimamente. Non partire dal presupposto, non è nessuna contraddizione, perché un pezzo di centrodestra che non vota più Schifani in aula è quello che non lo vuole più. Chiaro, e se io alle elezioni dove andrà? La spina prima, allora, qui alle elezioni avete messo sul piatto due visioni diverse. Quella di Sudano, di Valerio Sudano, che dice noi siamo alleati, allora dobbiamo essere alleati sempre, non sulla singola persona. Fai con centro-sinistra o fai una terza candidatura alternativa? Lui sta dicendo un'altra cosa, però. Io non voglio essere l'interprete di Cateno De Luca a questo caso. Esatto, non parlavo delle amministrative di Cateno. Sto dicendo io un'altra impostazione della politica. Io non guardo più il centrodestra, il centrosinistra, io guardo il fine ultimo e guardo il fine ultimo. Chi lo interpreta questo fine ultimo? Gli stessi che Cateno sta dicendo. C'è un programma, c'è una cosa, eccetera, eccetera. Sono gli stessi, le persone sono quelle. Ci sarà il leader Raffaele Lombardo, il leader, il commissario Nino Minardo. Due cose, lascia stare quelle che è la mia strategia. Però perdonami, io posso dire quello che voglio, come lo puoi dire tu. Ti stai dicendo che non guardare dentro di me, cioè nel senso. No, ma io non guardo dentro, ma tu sei padrone del tuo partito, di cui sei segretario e cofondatore, sei padrone di fare quello che vuoi, ci mancherebbe altro. Però
io mi permetto da osservatore e da siciliano che vorrebbe che la Sicilia fosse governata meglio, non parlare sopra, vorrei che ci fosse una direzione precisa. Non c'è una direzione precisa e non è facile spiegarlo perché tu parli sopra. No, mi parlate sopra, poi a me, a chiunque ti critichi tu gli parli sopra. Dino, non campo di like come te, io lo capisci, io me ne porto un cazzo di quello che dici. De Luca, linguaggio. E poi che ti faccio l'applauso, infatti ti sei ridotto, ne hai letti 8, siete rimasti in 2, gioia mia, un motivo ci sarà, pure Daphne Mussolini. Non litigare. Lo so che ce l'hai con me perché non ti ho dato il posto di Daphne Mussolini. Ma si può, scusa, ne approfitto io un attimo, De Luca, ma si può, non si è mai capito perché hanno litigato. Lo sai perché se n'è andato? Perché voleva il posto al Senato di Daphne Mussolini. E io gli ho detto candidati a Catania, a casa tua se hai i voti. E hai detto perché se n'è andato. Ti hai pure querelato, hai pensato. Ma farete mai pace, fate mai. Ma allora io ho sempre parlato con lealtà delle qualità di sindaco di Cateno De Luca e delle ambiguità di Cateno De Luca come leader. È ambiguo, tant'è vero che dice parla col centrodestra e parla col centrosinistra, che sono alternativi in Sicilia. Io penso. Capisci? Non si sente quello che dice perché parli sopra gli altri. Allora io penso una cosa. A Roma ce n'ero pure. Devo dare pubblicità. Allora De Luca, chiaramente il risultato, ora ci vedremo queste amministrative tra 2 settimane, dico chiaramente l'osservato speciale, credo di non avere smentite, è De Luca a Messina e negli altri comuni, Ismaele Lavardera certamente, e poi vedremo anche. Vediamo Agrigento come va. Vediamo Agrigento per esempio. Vediamo Agrigento. Allora, grazie Cateno De Luca, buona attività, buona campagna elettorale. Lombardo, le do la parola subito dopo la pubblicità, perché guardi, ve l'avete il tempo là, siamo alla freccetta in su, significa che abbiamo sforato di questa. Vi ritorniamo subito dopo. Allora, rientriamo, dovrebbe esserci Davide Faraone che io però non vedo, allora chiedo alla regia, ci comunica che ha visto pure lo show di De Luca, ma non è... eccolo qua, eccolo qua, finalmente ce l'abbiamo, Davide Faraone di Italia Viva, benvenuto Faraone, parlamentare di Italia Viva. Allora, si è visto pure lo show di De Luca, Faraone? Ma solo la fine. Solo la fine. Insomma, lui è così. Allora, dovevo dare un attimo la parola a Giuseppe Lombardo perché voleva intervenire a proposito di elezioni amministrative. Agganciandomi a quanto ha detto la mia collega e alleata Valeria Sudano sull'invito a proseguire. Bella questa ripassata, perché mi è piaciuta, dico. È giusto, no, perché avete detto, dice siamo alleati, ce lo dimostriamo. Sono stato io a fargli fare questa pseudopace che dura fino a quando c'è il posto in giù. Ogni volta lo facevo con qualcuno, questo posto in giù è tutto a posto. La Sudano non litiga mai con nessuno. Allora facciamo così, fanno pace con la Sudano. È diverso. Proseguire questo anno e mezzo di legislatura in modo, sereno. Io purtroppo però devo registrare una contraddizione, perché ti spiego Valeria. Sì. Oggi il partito che tu rappresenti e di cui sei uno esponente autorevole ha giocato in 2 capoluoghi di provincia, sta giocando una partita che è volta a far perdere il centrodestra. Guardiamo Enna, dove una lista che si chiama Prima Enna, che è ovviamente facilmente riconducibile alla Lega, sta con Mirello Crisafulli, tra l'altro candidando un signore che è stato in giunta con la giunta di centrodestra a Enna, tale Pasapollo, che oggi è candidato in alternativa a quella giunta di centrodestra. Io lo chiamerei un trasformismo elettorale da campagna elettorale. Tra l'altro De Rose, il candidato avversario di Crisafulli, è un civico, è un medico autorevole dell'ospedale Umberto I e ha attorno a sé tutte le realtà civiche e politiche del centrodestra ennese. Se poi andiamo ad Agrigento, anche lì ci accorgiamo che il candidato del centrodestra, quello unitario che riesce comunque, non unitario, che riesce a raccogliere la stragrande maggioranza delle forze regionali di centrodestra, parliamo di Alonge, che ha con sé l'MPA, Forza Italia, UDC, Decio Terrana sarebbe, l'UDC di Decio Terrana e Fratelli d'Italia, rischia di perdere la partita perché c'è un candidato anche lì della Lega, che è sostenuto anche da Cateno De Luca, che appunto mette a repentaglio l'esito favorevole al centrodestra. Ecco quali sono i temi divisivi che l'alleata Sudano mette in campo. Ovviamente c'è una contraddizione in termini rispetto a cui le divisioni in aula
o a volte, come dire, nelle bocciature di provvedimenti e di riforme importanti poi si riverberano anche sul tema appunto delle elezioni amministrative. Ha spiegata benissimo, però l'ha spiegata benissimo. Dice la verità. Io sinceramente ritorna tutto in aula. Ma infatti dico innanzitutto quello che dice. Anche la DC c'è in questa partita. L'alleato. Anche la DC anche la DC sostiene Crisafulli. Giuseppe Lombardo. La DC sostiene Crisafulli, ha candidati nella lista prima Enna. Allora, e ad Agrigento pure. Intanto mi aspettavo dall'alleato Giuseppe Lombardo che si occupasse più di attaccare i partiti dell'opposizione piuttosto che l'alleata Lega. Ma comunque siamo abituati che l'MPA si occupa sempre di che cosa fa la Lega e solo nel male e non nel bene. Comunque, andiamo avanti. Per quanto riguarda le dinamiche delle amministrative, certamente quello che si può dire è che all'interno dei singoli territori tutti sappiamo, se prima hai avallato il comportamento di Cateno De Luca nelle singole realtà locali, non capisco perché non dovresti avallare il nostro, soprattutto ad Agrigento, dove ad Agrigento la scorrettezza arriva dal Movimento per l'Autonomia e da Forza Italia e in un'ultima battuta si allea anche Fratelli d'Italia a questa scorrettezza, perché la Lega aveva semplicemente chiesto una discontinuità rispetto alla giunta precedente, dato che è sotto gli occhi di tutti che Agrigento, città della cultura, non è stata il massimo in Sicilia. Avevamo chiesto una discontinuità che non c'è stata, non volevamo necessariamente esprimere il candidato, voi pensavate di trattarci come dei camerieri, non siamo dei camerieri, esprimiamo Luigi Gentile che è una grande personalità, ha la sua esperienza politica, proprio perché, tornando un attimo indietro a quando si parlava del rimpasto, se Caruso ha o non ha le competenze tecniche, io credo che chi fa politica non deve essere un tecnico, può anche esserlo, ma fare politica è l'esperienza sul campo e quindi poi a quel punto occuparti di qualsiasi cosa mettendoti tutti i tecnici capaci che ti aiutano nell'amministrazione della regione, questo è una parentesi, e quindi sinceramente questo attacco di Giuseppe Lombardo nei confronti della Lega, proprio loro che si alleano con la destra e la sinistra un po' dappertutto, se andiamo in provincia di Catania, sinceramente mi sembra un po' eccessivo. Il problema in tutto questo contesto è che l'opposizione fino a questo momento non è stata in grado di proporre un'alternativa vera, né parlamentare né dal punto di vista della costruzione del percorso. Scusa Luca, permettimi di salutare Davide Farone che è arrivato ora. No, l'abbiamo salutato. Io mi permetto. Però arriva sempre a me, fa così, testimonianza di presenza. Farone, dico io oggi non avrà molto tempo, per argomentare. La prego, venga in studio perché non ci credono più che io inviti Davide Farone, che Davide Farone accetta l'invito. Quindi la prego, lo faccia per me e per lei. Ma scusa Luca, però perdonami, una volta mi fai trovare Crocetta, un'altra volta mi fai assistere alla lite fra due partiti del centrodestra, la mia amica Valeria e il collega Lombardo. Cioè, quindi io preferisco fare lo spettatore che partecipare a queste trasmissioni. Chi sei azzita però Davide, a Catania si dice così, chi sei azzita? Lombardo, aspettate, Lombardo la replica alla Sudana, la controreplica. Perché precisazioni, tutto noi non abbiamo attaccato la Lega, noi siamo alternativi chiaramente, nettamente al centro-sinistra, di fatto però mi sono limitato ad una constatazione oggettiva dei fatti delle elezioni su Enna e su Messina che avvantaggeranno i partiti dell'opposizione. Io non li attacco in trasmissione, ma di fatto loro li fanno vincere in queste due tornate elettorali su Enna e Agrigento. Quanto ad Agrigento, Miccichè era il sindaco uscente, noi non lo abbiamo voluto, non l'abbiamo riconfermato come MPA e come gran parte dei partiti di centrodestra. C'è stato un ragionamento che vede attorno ad Alonge la stragrande maggioranza e centrodestra, rimane fuori la Lega e la DC che volutamente mette in campo una candidatura autorevole che ha una sua esperienza ma che certamente sa benissimo la realtà Sudano non sarà in grado di spuntarla e favorirà il centro-sinistra. Noi non attacchiamo qui in trasmissione, loro invece li fanno vincere Enna e ad Agrigento, questo è il dato di fatto. A beneficio non del chiarimento vostro, perché dico rimane tra voi, dico però a beneficio dei telespettatori, io vorrei sottolinearla questa cosa, cioè questi equilibri variabili alle amministrative ormai diciamo siamo quasi abituati a vederli, ma non solo in Sicilia, in tutta Italia è così, cioè anche dove ma in Sicilia sono due o tre partiti perché ci sono due o tre partiti regionali che sono importanti, De Luca, l'MPA, la DC. Luca, questa cosa in Sicilia ha un valore particolare perché a San Valentino ci fu un vertice del centrodestra dove fu detto da Schifani, da Sbardella, da tutti gli altri, il centrodestra andrà unito
alle prossime amministrative non saranno tollerate divisioni, che è l'esatto contrario di quello che è accaduto nella realtà. Però diciamo nelle grandi città, ora dico, non me ne vogliono gli amici di Agrigento ed Enna, il grande centro che va al voto in questa tornata elettorale è Messina. A Messina mi pare che il centrodestra è tutto compatto sul candidato Scurri. Le variabili sono diventate le variabili sono diventate delle costanti ormai da qualche anno a questa parte. Se citiamo noi qualche anno fa quello che è accaduto al libero consorzio di Caltanissetta, libero consorzio di Enna, libero consorzio di Agrigento e anche di Ragusa, lei può, come dire, trarre le conclusioni e le somme rispetto appunto all'atteggiamento di chi è stato parte integrante e giocatore di squadra all'interno del centrodestra e di chi invece ha fatto una scelta solitaria. Comunque non è esattamente così, non vorrei tornare così tanto indietro ai liberi consorzi, però quando ci sono ma scusate, però io poi un altro che mi fa veramente divertire ogni volta che c'ho in trasmissione è Nuccio Di Paola, perché ogni tanto Nuccio Di Paola se la guarda proprio da fuori, da spettatore totale questa trasmissione. Cioè la domanda del Faraone è, posto che... Ma che devo fare? Vi ascolto con piacere. Anche per Di Paola. Io lo so che ascolto con piacere. Posto che questo centrodestra in alcuni territori rischia di implodere, se non è già imploso o potrebbe implodere, ma il centro-sinistra del campo largo è in grado di creare un'alternativa? Punto interrogativo. Se sì, Faraone, cosa dovrebbe fare questo campo largo per creare un'alternativa? Perché fino a questo momento ci sono stati tanti annunci, ma dal punto di vista pratico non abbiamo visto nulla. Ma io credo che le prossime elezioni, sia politiche che regionali, il centrosinistra può solo perderle per incapacità assoluta, perché sia col governo Meloni e soprattutto col governo Schifani in Sicilia è emersa una classe dirigente del centrodestra che è stata messa alla prova, ha governato e ha fallito. Quindi noi, se mettiamo insieme tutto quello che è all'opposizione del centrodestra e costruiamo un progetto, un piano diciamo alternativo, credo che abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Con De Luca, Faraone? Ma io mi domando perché continuate a fare questa domanda di De Luca, come se fosse diciamo la dama che tutti si contendono. Qui c'è un problema, che non siamo noi che dobbiamo decidere dove stare. Noi siamo nel centrosinistra, abbiamo fatto un'alleanza del centrosinistra, la Lega sta nel centrodestra, a meno che Valeria non mi smentisce. Dopodiché De Luca deve capire, in un sistema bipolare, qualcuno dice che anche Italia Viva sta nel centrodestra, collocare il suo movimento. Cioè, non fate devo dare domande ragione a Faraone, ragazzi, sono quasi preoccupato. De Luca ha ragione Faraone. Ma noi l'abbiamo chiesto, insomma, nel senso non è cambiamento argomentato. Quando si deciderà valuteremo cosa rispondere, ma sinceramente io sto giochino continuo, De Luca dove sta, De Luca lo volete, De Luca non lo volete, mi sembra un giochino che fa sicuramente comodo a De Luca, ma sicuramente non è una cosa che fa bene a noi. Io non lo vedo come ago della bilancia a livello proprio numerico, e anche perché poi chiunque entra in una coalizione alcuni voti li porta e alcuni li può pure togliere. Attenti, ricordatevi di questa regola magica, non si fa 2 più 2 uguale 4 in politica, non funziona così. Ne abbiamo le prove, perché alcuni movimenti quando sono andati da soli hanno fatto risultati molto migliori di quando sono andati in coalizione, e potrei fare tanti esempi. Quindi su questo secondo me Faraone ha ragione. Il centrosinistra deve dimostrare di essere capace di offrire un'alternativa, tanto a livello regionale, la scorsa volta non lo fece perché si spaccò nonostante le primarie, lo ricordo, tanto a livello nazionale, dove se le elezioni saranno insieme, come dire, si gioca cioè la Sicilia come al solito sarà determinante a livello nazionale, perché ricordiamoci che storicamente è così. Faraone, in questo momento secondo lei chi è il candidato, diciamo, possibile, papabile, tra i papabili del centrosinistra? In questo momento non ci sono alternative alle primarie. Faraone, sì. Valeria, io lo so che tu mi vuoi male, quindi mi vuoi far fare il candidato presidente della regione, ma non c'è questo problema. Io credo che le primarie, già la notizia anche questa. No, Faraone. Ma Lavardera è candidato a prescindere, ricordiamolo. Ismaele Lavardera è candidato a prescindere, quindi ora deve comprendere il centrosinistra e il campo largo se lo accetta come candidato o se vuole fare le primarie, perché diversamente ci saranno almeno 2 candidati del centrosinistra. Io non credo che lui sia candidato a prescindere. Lui ha detto in tutte le situazioni
che le primarie sono lo strumento di selezione del candidato presidente che accetterebbe. Se non c'è un'intesa nel centrosinistra su un nome, l'unica strada percorribile sono le primarie, se non vogliamo spaccare la coalizione e consegnare al centrodestra una partita che secondo me abbiamo assolutamente a portata di mano. Per cui io non mi spavento delle primarie, anzi le auspico, perché i cittadini così scelgono il candidato, anziché farlo scegliere alle segreterie di partito. Credo che sia un elemento, in un momento in cui il centrodestra fa una legge elettorale senza preferenze a Roma, quindi non dando la possibilità ai cittadini di scegliere un tubo, se il centrosinistra fa le primarie e gli fa scegliere il candidato presidente della regione, ha un elemento di vantaggio importante e sarebbe stupido non provarci. Purtroppo però anche il centrosinistra ha fatto leggi senza preferenze, caro Davide, con mio grande rammarico, perché per me le preferenze sono la democrazia. Noi siamo sempre stati per le preferenze. Lo so, ma il Rosatellum resta come dire, non allora dobbiamo fermarci un attimo, ultima fascia pubblicitaria, poi solo per i saluti e le vignette di Totò Calì che chiudono questa puntata del Punto. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra puntata di oggi, il Punto. Saluto Totò Calì. Ciao Totò, bentornato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Adesso le vignette, ovviamente, così ci distendiamo. Visto come litigano tutti qui, insomma, mamma mia, ancora le elezioni sono lontane. Che meraviglia! Che meraviglia! C'è vita! Allora, vediamo le vignette. Allora, voi avete abbondantemente parlato di politica regionale, per cui io mi occupo Tu voli di politica proprio come gli UFO che ci ha fatto vedere ieri Donald Trump, no? Quelli, insomma, è stato pubblicato. Allora, andiamo a vedere le vignette invece. Aspetto la regia che le manda in onda, eccolo qua, la prima. Ecco qua. Diciamo, voi giovani non fate nulla, pensate solo ai social e a divertirvi. Beh, in effetti gli adulti dai 70 anni in su sanno solo scatenare guerre, visto che i leader mondiali in effetti un po' amara, però. Prossima vignetta. Questa è bellissima perché la Biennale di Venezia è diventato veramente uno scontro anche all'interno dello stesso Parlamento, della stessa area di centrodestra, con Buttafuoco, che secondo me io non ho difficoltà a dirla. Scusa, usciamo dalla vignetta perché devo dire questa cosa. Io sottoscrivo e condivido tutto quello che ha detto Pietrangelo Buttafuoco alla presentazione della Biennale di Venezia, perché l'arte, la cultura, insomma, tutto quello che rappresenta la Biennale non può stare nelle regole, diciamo, della politica del più forte o comunque delle guerre, eccetera. L'arte è altro, non è politica. Sottoscrivo anch'io col sangue. Ritorniamo alla vignetta. Però, torniamo alla vignetta, anche se voglio dire la Biennale è gestita dalla politica. Scontri alla Biennale di Venezia, caspita, un Fontana, ma che Fontana? È appena passato il corteo Propal. Insomma, non è Fontana quello, era un'altra cosa. Questa è un'altra delle storie italiane più assurde degli Garlasco, c'è proprio Garlasco, che adesso abbiamo un altro imputato, Scempio, ma della legge Scempio, si presta. Questo chi è? Mamma mia, è orribile. Putin, che c'era un giornalista che ha cominciato a dire Melloni, piccola, donnuccia, cattiva. Insomma, il diavolo veste Pravda. Il diavolo veste Pravda, anche Pravda. Per richiamare anche il film. E siccome non lasciamo in pace neanche il Papa. E siccome non ci lasciamo indietro niente, Trump insomma ha avuto anche... Contro Papa Leone che gli dice... Dice io ti ammazzo e io resuscito. Alla faccia tua. Allora, grazie Totò, abbiamo cambiato aria con le tue vignette. Ci vediamo noi la prossima settimana, ovviamente. Allora, non ci resta che salutare Lucio Di Paola, che si è divertito Di Paola. Di Paola, prossima settimana la voglio in studio. La prossima settimana la voglio in studio. Con piacere. E il nostro obiettivo è costruire un campo vincente. Ecco questo, a proposito degli epiteti che sono stati detti. Un'idea nuova, eccola qua. Allora, Lucio Di Paola, la prossima settimana in studio, annuncio l'ospite già della prossima puntata. Ringrazio, dov'è? Totò Calì, Faraone dov'è? C'è Faraone o no? Vediamo. C'è il dito. C'è il dito di Faraone. Niente, vabbè, Faraone. Insomma, Faraone verrà prima o poi in studio. Allora, grazie Dino Giarrusso, grazie a Antonio Condorelli, grazie a Valerio Sudano, grazie a Giuseppe Lombardo. Il Punto ritorna la prossima settimana, prossimo fine settimana, sempre qui sulle nostre reti.